Una valle incuneata tra il Grappa e l'Altopiano per 25 km e 5.000 abitanti in apprensione per il maltempo di queste ore, tra i fronti aperti che impegnano sindaco e amministrazione 24 ore su 24, la pioggia e di conseguenza il livello dei fiumi, non tanto del Brenta sotto controllo, quanto dei corsi d'acqua secondari che si ingrosseranno nelle prossime ore prima di finire proprio nel Brenta. Qui è allarme rosso, il secondo fronte è quello del vento. E il vento ha già causato degli sbalzi di tensione con l'energia elettrica che per un po' ha funzionato a singhiozzo in alcune zone. Infine la questione geologica. Anche qui è allarme rosso dopo che con un boato nella notte dei massi si sono staccati nella contrada mattana di Collicello, costringendo il sindaco a fare evacuare 6 famiglie e una quindicina di persone in tutto. Fatte le verifiche, il pericolo ora non c'è più. Sono rientrate tutte nelle loro abitazioni le circa 15 persone evacuate in Val Brenta per il pericolo causato dalla frana che si è verificata in serata e ovviamente adesso i tecnici della regione dovranno stabilire l'effettiva pericolosità della frana. Nei prossimi giorni si deciderà come procedere. Infine le acque, si stanno ingrossando tutti i corsi d'acqua che si tuffano nel Brenta. A Oliero paesaggio lunare, la furia dell'acqua comincia a farsi sentire. A Valstagna invece i salti dell'acqua sono spettacolari e inquietanti, prima che la corrente finisca nel Brenta con forza esplosiva. Nella giornata che vede la pioggia andare e venire, il cielo è cupo, non promette nulla di buono, ma da queste parti ci sono abituati. La tensione è sempre alta, la protezione civile è pronta a partire, mentre in municipio tutte le luci accese indicano che il centro operativo è aperto, pronto a prendere le decisioni giuste in caso di peggioramento del tempo.